stiamo parlando di commercio. Dai dati che abbiamo ascoltato della Camera di Commercio nell'audioracconto di Valentina Castellaneta emerge che 507 attività hanno chiuso i battenti negli ultimi 3 anni. Molte di queste appartengono al settore dell'abbigliamento, che probabilmente insieme agli ambulanti è quello che vive maggiormente la crisi, almeno questo dicono i dati. Ne vogliamo parlare con il presidente di Federmoda Taranto, Mario Raffo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Raffo, innanzitutto ci sono delle parti, dei rioni, delle zone della città che soffrono di più rispetto ad altre. Il borgo spesso è al centro della nostra attenzione, ma è solo il borgo o pensiamo, non so, via Cesare Battisti, via Liguria, insomma altre arterie commerciali? Com'è la situazione? Guardi, devo contraddirla sinceramente, Okay. vorrei partire con delle informazioni molto più dettagliate. Innanzitutto ci stiamo ritrovando come categoria. Noi siamo partiti dai dati che ci ha dato la Camera di Commercio, Raffo, ci tengo a sottolinearlo perché non inventiamo niente. No, vorrei fare luce su questa macro crisi che sta attanagliando il settore della moda. Sì. E vorrei evidenziare è un problema non locale, ma è un problema addirittura mondiale. Ormai certo. ci sono dati di chiusure a livello mondiale in città dove naturalmente la moda è sempre stata un'economia trainante, ma che purtroppo sta vedendo una flessione a livello mondiale. È normale, poi ogni provincia, ogni località, ogni posto del mondo ha le sue purtroppo prerogative. Noi sappiamo benissimo che viviamo un momento molto difficile, ma lo viviamo ormai da anni. Taranto è una provincia purtroppo vessata da una serie di problematiche aggiuntive a quelle che poi il mercato in questo momento sta soffrendo. C'è da dire la verità, il borgo in particolar modo soffre di una serie di problematiche e naturalmente perché c'erano e ci sono una gran parte di attività che non ci sono da altre parti della città. C'era un'offerta maggiore in virtù del fatto che il borgo, come in tutti i borghi d'Italia succede, dove c'è una maggiore concentrazione di attività e anche di certo livello, naturalmente quando arriva il momento difficile si vede apparentemente che sembrerebbe più concentrato in un'area piuttosto che in un altro, ma in realtà non è così. Le chiusure sono su tutto il territorio tarantino, succede a Taranto al borgo, ma succede anche in provincia, succede a Martina, succede a Massafra, succede a Manduria, succede dappertutto, succede a Cesare Battisti e succede naturalmente anche in Viale Liguria come anche a Talzano. Questa è una grande preoccupazione che ci sta perseguitando, perché sta diventando una roulette russa. Oggi può capitare al collega, domani può capitare a me, dopodomani può capitare a qualcun altro. E la cosa più drammatica di tutto questo sistema è che ancora non si è compresa la vera natura di questa grande crisi profonda che sta attanagliando il nostro mercato e di cui non riusciamo a comprendere la motivazione. Non comprendendo la motivazione precisa, non riusciamo a trovare la soluzione o quantomeno cercare di contrastare questo fenomeno adeguando una soluzione, più mirata. Spesso si parla a livello nazionale del commercio online che ha scalzato in qualche modo quello di prossimità. Se guardiamo al locale, l'argomento è spesso la difficoltà negli spostamenti, nel riuscire a trovare parcheggio e a vivere delle zone della città in modo più sereno. Ecco, ci sono tante concause. Secondo lei qual è quella più urgente? Cioè, come possiamo, quantomeno sul locale, perché evidentemente le questioni internazionali, globali, economiche non le possiamo risolvere noi a Taranto, ma sul piano locale, da dove bisogna partire? Partiamo proprio, come dice lei, dal locale, dalle vicinanze. È una piccolissima analisi. Innanzitutto bisognerebbe rendere gradevole il luogo dove un acquirente si deve recare, quindi facilità di arrivo, gradevolezza del luogo, sicurezza e tutto quello che naturalmente concerne l'accoglienza, tra virgolette, del turista o dell'acquirente nella propria area. C'è il problema naturalmente conclamato ormai da anni, direi decenni, del parcheggio, che in qualche modo andrebbe risolto una volta per tutte. Le soluzioni noi di Confcommercio le abbiamo proposte più e più volte. C'è il problema
del mercato online. C'è il problema ormai che c'è troppo prodotto in commercio, le aziende produttrici addirittura sono diventate le prime competitors del retail. Cioè? Ci spiega questa cosa? Che significa? Che vuoli dire? Cosa significa? Oggi non facciamo nomi di brand, naturalmente. No, vabbè, non fare pubblicità qua. Allora, non problema, non siamo la Rai, se dice anche qualche brand non si offende nessuno. Prima, parliamo di prima, ormai il mercato è cambiato. Cosa succedeva? Un'azienda produce e ha una sua rete vendita, ha una serie di negozi sul territorio. C'è sempre stata una certa collaborazione tra l'azienda produttrice e il proprio retail. Il retail sarebbe il rivenditore finale, quindi il negozio di prossimità. Okay. C'è sempre stata una collaborazione perché l'azienda produce, il venditore vende. Questa è sempre stata la filiera, no? Del normale del mondo della moda. Oggi cosa succede? Il produttore produce, effettivamente manda il prodotto al retail, ma di fatto lui stesso, il produttore, apre un e-commerce e vende online, in concorrenza con il suo rivenditore. Questa è un'altra questione molto... No, è chiaro, è chiarissimo. Spiego in maniera un po' più sottile. Quando poi il produttore decide di effettuare delle promozioni random durante tutto l'anno, tutta la comunicazione globale si riversa sull'e-commerce del produttore, andando poi a creare un disagio enorme di comunicazione e di confusione all'interno del sistema, a discapito invece del retail, che sarebbe il venditore finale. Concludo con questa. Sì, concludiamo, abbiamo veramente 30 secondi. Le chiedo questo, rispetto al Borgo Umbertino, un'altra questione che si solleva è quella dei locali, spesso a dei costi molto esosi di affitto da parte dei proprietari. Forse dobbiamo ripensare anche questo, cioè cominciare a pensare che il Borgo non è più quel salotto buono che ci ricordiamo, per cui bisogna un attimo ridimensionarsi tutti. Che pensa su questo? Comprendo la necessità da parte dei proprietari dei locali naturalmente a tenere degli affitti alti, perché naturalmente sono stati fatti degli investimenti, ma è anche vero oggi che è complicatissimo mandare avanti un'azienda con i costi a cui siamo costretti a confrontarci. Può essere un discrimine questo tra aprire in un centro commerciale un'attività o aprirla nel borgo? Può essere un discrimine. Può essere un discrimine questo nella scelta tra aprire un'attività in un'altra zona o in un centro commerciale o aprirla nel borgo? No, perché comunque sono due realtà completamente diverse, hanno due DNA completamente diversi. Vanno fatte delle analisi di mercato e dico, io rimango sempre ed esclusivamente per il borgo. Ok, grazie. Mi piace passeggiare per le città. Grazie.